autorizza l'assunzione a tempo determinato di medici in pensione per garantire i livelli essenziali di assistenza qualora non vi fosse disponibilità di medici sul mercato. L'annuncio oggi del governatore Zaia. Falsa cittadinanza per 800 stranieri, inchiesta in Piemonte, indagato per corruzione anche un sacerdote padovano, e nel Veneziano un centro di formazione linguistica finisce al centro di un'inchiesta su esami di italiano falsificati per stranieri. A Vicenza la Digos indaga su una scritta con una mezzaluna islamica lasciata sul muro di un parco. Farà un attentato. A Jesolo perquisizione per un migrante ospitato alla Croce Rossa dopo il terrore sul busto a Milano. Aveva scritto su Facebook: aspettatevi di peggio. Insulti razzisti e minacce ad una baby calciatore del Treviso Calcio. È sconvolto, il rischio è che non torni più a giocare, dice il responsabile del settore giovanile. Fatto da chiarire, replicano i dirigenti della squadra avversaria veneziana. Rientrerà in Italia domani la salma di Giovanni Stefani, padre del ministro Erika, morto in un drammatico incidente in Algeria. Il funerale si celebrerà venerdì alle 15 a Trissino. Operate con successo 2 metastasi nel fegato e nei polmoni di uno stesso paziente con l'uso del calore e l'intervento dell'equipe di radiologia dell'ospedale di Padova. La città della Speranza compie 25 anni e festeggia gli ottimi risultati della lotta ai tumori infantili con una maratona staffetta da Padova al Vaticano. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3. Dunque in primo piano la sanità, con l'annuncio fatto oggi del governatore Zaia. L'aveva già anticipato durante l'intervista al nostro direttore Luigi Bacialli, ovvero la Regione ha deciso che le ULSS potranno assumere medici in pensione a tempo determinato per garantire i livelli essenziali di assistenza. Lo prevede appunto una delibera della Giunta regionale. La carenza di medici, stimata a 56.000 a livello nazionale, è un problema che coinvolge anche il Veneto e per garantire i livelli essenziali di assistenza una delibera della Giunta regionale autorizza i direttori generali delle ULSS ad assumere medici in pensione a tempo determinato. A Palazzo Balbi sono convinti che la sanità pubblica abbia un futuro solo se ci sono giovani, ma c'è anche la consapevolezza e la volontà di garantire cura e assistenza finché il problema non sarà risolto a monte. Tamponare un problema e dare una copertura giuridica ai nostri direttori generali, nell'attesa che qualcuno risolva il vero problema, che è quello delle borse di studio e quindi delle specializzazioni e dei posti. Si fa in modo che si possano richiamare, diciamo, i medici più efficienti che sono magari andati in pensione. La delibera della Giunta regionale esclude i prepensionati volontari. In Veneto mancano circa 1.300 medici e questo nonostante vengano banditi i concorsi per le assunzioni. All'ultimo disposto da Azienda Zero per 80 posti si è presentata una decina di candidati. Perché è stata sbagliata la programmazione nella formazione dei medici? Perché i medici per poter operare devono aver fatto la scuola di specialità che dura un paio d'anni, perché questa scuola di specialità ha un numero chiuso e quindi per il Veneto sono un centinaio di posti più o meno all'anno, il che significa che non siamo neanche in grado ogni anno di formare i medici che vanno in pensione. Togliere il numero chiuso all'università ed effettuare la selezione durante il percorso di studi è da sempre la posizione del presidente Zaia, che è poi intervenuto anche sul dibattito aperto riguardo alle nuove schede sanitarie. Io posso capire le perplessità di tutti, posso anche capire fino in fondo anche chi si inquieta e va a manifestare, però voglio dire una cosa, non si è deciso nulla, adesso c'è la fase delle audizioni. Trovo strano che per andare a caccia del passero qualcuno si attrezzi con un carro armato, non mi torna conto. La cronaca adesso, falsa cittadinanza per 800 stranieri, arrestati 7 cittadini brasiliani, nella rete anche un parroco della provincia di Padova indagato per corruzione. Corruzione, questa è l'accusa pesante per un sacerdote della diocesi di Padova finito nell'inchiesta della procura di Verbania per centinaia di falsi certificati di cittadinanza emessi sulla base di documenti costruiti ad arte. 7 persone arrestate, circa 700 indagate, tra di loro anche il prete padovano. Secondo gli inquirenti l'organizzazione era in grado in soli 7 giorni di trasformare circa 1 migliaio di brasiliani in cittadini italiani al prezzo di 7.000 euro in contanti. A gestire queste agenzie d'affari 7 arrestati, tutti di nazionalità brasiliana. Il prete della diocesi di Padova, coinvolto nelle indagini e che al momento risulta sottoposto all'obbligo di firma, avrebbe firmato un certificato di battesimo falso in cambio di denaro. Tutto era nato da un esposto di un sindaco lombardo. Gli investigatori della squadra mobile di Verbania hanno intercettato nel 2018 alcune conversazioni via email e via WhatsApp tra un prete veneto e un cittadino brasiliano. Quest'ultimo avrebbe chiesto al sacerdote di fornirgli un certificato di battesimo
battesimo falso che riportasse le origini venete del brasiliano, elemento fondamentale per ottenere la cittadinanza italiana. Il prete, in cambio della promessa di una cena, ha accettato, facendo recapitare allo straniero l'atto di battesimo falsificato. Il documento sarebbe poi stato utilizzato dal brasiliano giunto in Italia per chiedere all'anagrafe del comune in cui era andato ad abitare il riconoscimento della cittadinanza italiana. Sarebbero 800 i casi attribuiti a questo sodalizio criminale, abilissimo ad indurre in errore i pubblici ufficiali delle anagrafi di Verbania e Novara. Un giro d'affari stimato in oltre 5 milioni di euro. Questi i numeri dell'enorme business illegale scoperto con l'operazione Super Santos. All'esito di indagini durate oltre un anno. Al momento i poliziotti avrebbero prova di un solo atto falso attribuibile al prete padovano, ma le indagini continuano per verificare eventuali altri illeciti. Test farsa di italiano per stranieri, 5 arresti per corruzione, coinvolta anche un'agenzia di Marghera. 5 arresti per corruzione, falso ideologico, truffa, contraffazione di documenti per il rilascio di carta di soggiorno e indebita percezione di erogazione ai danni dello Stato. Nel mirino di un'operazione della squadra mobile di Modena è finito il centro di formazione linguistica Diffusion World, con sede operativa a Marghera. In carcere uno dei responsabili della società di 41 anni, mentre la moglie di 47, anche lei tra i responsabili, è agli arresti domiciliari. Così per altre 3 persone, una donna di Piacenza, un marocchino, un tunisino. Secondo l'inchiesta, il gruppo rilasciava certificati di lingua italiana a stranieri in cambio di denaro, senza verificare l'effettiva conoscenza della lingua. L'indagine, che vede indagate altre 25 persone, ha fatto luce su un sistema che faceva capo proprio alla Diffusion World, accreditata presso l'Università per Stranieri di Perugia. Si occupa dell'esame che permette il rilascio dell'attestato di conoscenza della lingua italiana CELI di livello A2, uno dei requisiti necessari per l'ottenimento del permesso di soggiorno di lungo periodo, al pari della residenza italiana da almeno 5 anni e della certificazione di un reddito minimo. Tutto è partito dall'ufficio immigrazione della Questura di Modena, quando gli addetti alle pratiche per i permessi di soggiorno si sono accorti che diversi immigrati esibivano la certificazione, ma non sapevano l'italiano. Parallelamente i poliziotti hanno notato che tra gli stranieri circolava un volantino pubblicitario per gli esami di lingua, con riportati alcuni contatti telefonici, immediatamente finiti sotto intercettazione. In breve sono risaliti all'agenzia veneziana. Si è scoperto che gli esami erano completamente falsati, ai candidati venivano fornite le risposte. Nel corso dell'indagine è emerso poi che alcuni cittadini stranieri hanno sostenuto l'esame presso un phone center di Modena, luogo non idoneo, per poi far figurare la sessione d'esame in un altro comune, dove invece i test si svolgevano solitamente presso le sale congressi degli hotel. Queste facilitazioni costavano tra i 450 e i 700 euro, rigorosamente in contanti, a fronte di un costo di iscrizione standard di 35. Le prove si sono svolte in Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia, Trentino Alto Adige, Toscana e Lazio. La polizia ha stimato il coinvolgimento negli ultimi 2 anni di circa 6.000 stranieri, ora in possesso di un titolo falso. A questa cifra fa da contraltare il guadagno illecito della società di Marghera, che ammonterebbe a circa 2 milioni di euro. I coniugi veneti, titolari di diverse cooperative e strutture alberghiere nel nord-est, reimpiegavano questo denaro in uno stile di vita lussuoso. La Digos indaga su una scritta fatta con lo spray. Dopodomani farà un attentato, apparsa sul muro di Parco Querini a Vicenza. Una scritta inquietante è comparsa sul muro interno di Parco Querini a Vicenza, ingresso da Viale Rumor. Con una bomboletta spray nera, una mano ignota ha scritto sul muro di mattoni una minaccia: dopodomani farò un attentato. Ad accorgersene un runner che alle 9 stava correndo nella quiete verde del parco. Subito è stato avvisato il 113, mentre il custode, sentito dalle forze dell'ordine, si dice sicuro che quella scritta la sera prima non c'era, ma è tutto da verificare. Qualcuno potrebbe essersi introdotto nottetempo nel parco e aver scritto la frase, peraltro in italiano corretto: colpisce l'immaginario la croce con sopra quella che sembra una mezzaluna, ma potrebbe voler dire tutto e niente. Una frase shock, opera di Bontemponi, di un mitomane o forse di qualche radicalizzato presente in città? Di certo la circostanza, soprattutto visto il periodo, non è sottovalutata dagli agenti della Digos, che stanno indagando.
E Digos al lavoro anche a Jesolo per un post su Facebook con una frase shock da parte di un richiedente asilo ospite nella sede della Croce Rossa. L'uomo aveva scritto: non avete visto niente, ma la cosa peggiore sta per venire, aspettate e vedrete. Chiaro riferimento alla strage sfiorata nello scuolabus a Milano. Prof davanti, è tipo un ostaggio. Ma chi è che vi sta tenendo in ostaggio? Il guidatore ha un coltello in mano, veloce, c'è per terra della benzina, non riusciamo più. Mi servono altre indicazioni? Certo signore, però vi la prego, chiama qualcuno, non è un film questo. Sì, stai tranquillo. È un film, sta andando verso la campagna. Rimarranno impresse per molto tempo le parole terrorizzate del bimbo a bordo dello scuolabus, dato le fiamme poco dopo dal senegalese di 46 anni. Una tragedia sfiorata che inevitabilmente ha fatto salire la tensione. A pochi giorni di distanza da quel gravissimo episodio su Facebook viene postata una frase shock. Non avete visto niente, ma la cosa peggiore sta per venire, aspettate e vedrete. A scriverla un richiedente asilo ospite da un anno presso la sede della Croce Rossa di Jesolo. Una frase sicuramente inaspettata e inopportuna, perché di questi tempi frasi simili è giusto che siano verificate dalle persone che sanno come verificarle, e mi risulta che ci siano delle indagini in corso, quindi diciamo che è bene che questa persona, se la frase detta in qualche modo è anche pensata e non scritta così, ma non sarà facile, venga allontanato immediatamente e portato al suo paese. Una frase che indigna, ma soprattutto mette paura. La Digos ha fatto scattare immediatamente le indagini. Nelle ore scorse è stata eseguita una perquisizione nei confronti del soggetto. Il migrante rischia di perdere lo status di richiedente asilo, non solo ovviamente se dovesse essere accertata che la frase è istigazione al terrorismo. Questi fatti purtroppo continuano ad avvenire quasi tutti i giorni in tutto il mondo, quindi è giusto essere cauti, anche perché siamo una città turistica e l'immagine e quello che si dice è importante anche questo, indipendentemente dai fatti che non devono assolutamente succedere. Dalla Croce Rossa intanto fanno sapere che non era mai accaduto un fatto simile e che il ragazzo in questione non aveva mai dato grossi problemi. Ora tutto nelle mani della Digos e della magistratura, ma rimane lo shock per frasi come queste a pochi giorni da quelle immagini terribili, dalle urla di quei bambini e dal pensiero di cosa avrebbe potuto accadere. Siamo in un pullman, ci stanno uccidendo! Episodio di razzismo a Treviso, ancora più grave perché è accaduto su un campo di calcio e perché ha visto come protagonisti dall'una e dall'altra parte giovani calciatori di 15 anni. Insulti razzisti e minacce verso un giovane calciatore, il tutto durante un incontro del campionato Under 15 regionale tra Treviso e Milanese. È quanto racconta chi domenica mattina era sul campo di Cendon di Silea. Durante la gara praticamente un nostro giocatore di colore è stato bersagliato più volte da alcuni ragazzi della Milanese con insulti gravi e pesanti, delle frasi a sfondo razziste per il colore della pelle. Ci sono state minacce e ci sono state minacce anche per un suo compagno di squadra che tra l'altro anche lui di colore, che è andato in sua difesa. Questo è stato percepito da tutto lo staff che era all'interno del campo, da tutti i genitori che erano all'esterno del campo. Comportamenti che hanno profondamente ferito il giovane calciatore. Fine gara è scoppiato in lacrime e diciamo che in questo momento il ragazzo è in uno stato psicologico abbastanza giù. Lui si sente un po' colpevole di una cosa che realmente poi non è colpa sua. I compagni di squadra e tutta la società si sono da subito stretti intorno al ragazzo per aiutarlo a superare quanto accaduto, sperando che questo non lo spinga ad abbandonare la sua passione. Non so se oggi verrà al campo per l'allenamento. È chiaro che è un ragazzo, un bambino di 14 anni che si è trovato per la prima volta in degli episodi sgradevoli come questi. La società del calcio Treviso ha informato la FIGC di quanto accaduto. Non è una richiesta di squalifiche o d'altro, cioè era giusto informare dell'accaduto, dell'episodio sgradevole. Noi condanniamo il gesto, non la società del Milanese, chiarisce poi Campolattano. Dalla Milanese mi aspetto semplicemente che è giusto che faccia le proprie valutazioni, le proprie indagini, è giusto che ascolti le due campane, dopo starà a loro o comunque alle persone che girano attorno alla società o al ragazzo e agli allenatori
moralmente capire se hanno sbagliato o meno. Ed è quello che la dirigenza della Milanese intende fare, chiarezza sulla vicenda. Fino a quando non vedo il ragazzo e non chiarirò con lui, non mi sembra corretto andare oltre, devo anche prima capire bene i fatti. Se è sbagliato pagherà, bisognerà giustamente trovare le giuste correzioni, perché non dobbiamo frustare nessuno. Intanto il Calcio Treviso ha deciso di dare un segnale domenica in campo. Manderemo in campo le nostre squadre giovanili, almeno l'Under 15 e l'Under 17, con una maglia contro il razzismo. Gravissimo incidente domestico nel pomeriggio di oggi intorno alle 16:40 con Scio di Casale sul Sile, siamo in provincia di Treviso. Un pensionato di 69 anni mentre stava potando un piccolo alberello nel retro della sua abitazione è scivolato dalla scala ed è rimasto infilzato con il volto in un paletto della recinzione in metallo. L'uomo è stato immediatamente trasportato con l'elicottero all'ospedale di Treviso, le sue condizioni sono gravissime, si trova in prognosi riservata, in pericolo di vita. E adesso torniamo a parlare delle polemiche relative al congresso in programma nel fine settimana a Verona sulla famiglia. Tutti i gruppi dell'opposizione hanno chiesto oggi la revoca di quel patrocinio perché non rappresenta la storia del Veneto, una regione che è sempre stata laica e aperta a tutte le culture e a tutti i modi di pensare e di interpretare la propria vita. L'ultimo appello a Zaia a pochi giorni dal più contestato dei congressi, a memoria recente. Opposizione compatta e per una volta fianco a fianco anche PD e Movimento 5 Stelle. Nel mirino c'è la 3 giorni di Verona e quella sfilza di relatori che proprio non va giù. Sono stati segnalati da organizzazioni che tutelano i diritti di parità di genere, i diritti di pari riconoscimento di tutte le forme di famiglia come gruppi d'odio, ovvero come gruppi che promuovono una concezione, questo è quello che abbiamo riportato nella nostra interrogazione, delle relazioni familiari basata sulla subordinazione della donna all'uomo e sulla compressione dell'autodeterminazione femminile. Aborto, omosessualità, ruolo della donna letti con una visione oltranzista. Per l'opposizione il Veneto non può e non deve patrocinare l'evento. È una contraddizione che queste persone, nonostante sia stato tolto il patrocinio del governo da parte del primo ministro Conte, continuino ad andare avanti in qualcosa che non è riconosciuto come azione di governo. Sono azioni di partito che parlano a una brutta parte della società, a mio parere, persone che vogliono portare l'equivalente dell'estremismo islamico in salsa cattolica qui da noi. Ma la Lega non fa passi indietro, ci saranno 3 suoi ministri da 3 giorni, Salvini, Fontana e Bussetti. E ci saranno i governatori Fedriga e Zaia. Uno Zaia che ribadisce: sono stato invitato nella mia veste di rappresentante delle istituzioni e in tale veste interverrò all'apertura di venerdì. Porterò il saluto della regione e la mia posizione sul rispetto della donna come autrice della sua vita. Non tolgo nessun patrocinio pur condannando l'omofobia senza se e senza ma non tollero il processo alle intenzioni. Se poi c'è qualcuno che fa dichiarazioni fuori dai binari, sarò io il primo a condannarlo, come ho sempre fatto, appunto. Ma poi quando si va al Veneto, ma chi sono? Cosa hanno detto? Ma vengono da un paese che è omofobo. Ok, ma sentiremo cosa dicono questi personaggi. Ci fermiamo adesso per qualche istante di pubblicità, tra poco. Di nuovo in diretta, si svolgeranno venerdì alle 15 a Trissino i funerali di Giovanni Stefani, padre del ministro Erika. È atteso per mercoledì il rientro in patria della salma di Giovanni Stefani, padre di Erika, ministro per gli affari regionali e per le autonomie, è morto il 19 marzo in un drammatico incidente stradale in Algeria, dove si trovava per partecipare a una competizione motociclistica. Il 72enne, macellaio a Trissino, dove viveva da sempre con la famiglia, era infatti un grande appassionato di motori, una passione trasmessa anche alla figlia Erika. Un condizionale d'obbligo quello dell'arrivo il mercoledì, perché fino all'ultimo momento il rientro del corpo è rimasto in forse a causa delle difficoltà burocratiche affrontate nel paese africano, difficoltà poi superate nelle ultime ore. Giovanni era partito circa 2 settimane fa e stava partecipando al Tuareg Rally 2019
con il suo quad, un mezzo fuoristrada a 4 ruote, il motociclo si sarebbe rovesciato sulle dune travolgendo l'uomo dopo un salto. Il ministro Stefani, ancora molto provato, ha partecipato alla cerimonia di saluto del prefetto di Vicenza, ma con garbo e riservatezza non se l'è sentita di parlare ai nostri microfoni, confermando l'imminente rientro della salma che arriverà nell'aeroporto di Milano o Verona. Il funerale verrà poi celebrato venerdì alle 15 a Trissino, nella chiesa di San Pietro, una cerimonia alla quale parteciperanno le massime autorità. Secondo indiscrezioni, anche il Premier Conte e il Vice Ministro Salvini potrebbero arrivare a Trissino. Cambiamo argomento, importante intervento dello staff di radiologia dell'ospedale di Padova. Sono riusciti ad operare 2 metastasi nel fegato e nei polmoni dello stesso paziente. Normalmente questo tipo di trattamenti vengono applicati a livello epatico, in questo caso la signora purtroppo presentava anche una lesione secondaria a livello polmonare che si è deciso di trattare nella stessa medesima seduta subito dopo il trattamento della lesione epatica e in questo caso la signora non ha avuto nessun effetto collaterale. 2 tumori in 2 organi separati, neutralizzati insieme durante lo stesso intervento grazie alle microonde. Questo il risultato ottenuto dall'equipe del professor Quaia dell'Istituto di Radiologia di Padova. Una procedura innovativa che si affianca alle altre già esistenti per curare questo tipo di malattie. Il vantaggio principale è la mini-invasività della procedura, perché si tratta di eseguire un accesso minimamente invasivo con un bisturi e poi introdurre l'ago per via percutanea con una minima anestesia locale. È un trattamento che ovviamente è minimamente invasivo e, rispetto per esempio ai trattamenti chirurgici classici e in questo caso, come in molti altri casi, non ha prodotto nessun effetto collaterale. Ci sono poi chiaramente degli impatti di natura economica perché un trattamento di questo tipo costa molto meno di un intervento chirurgico. La procedura si chiama ablazione e consente di bruciare, grazie al calore, le metastasi. Solitamente viene impiegata nelle neoplasie del fegato, polmone e rene singolarmente, non contemporaneamente come in questo caso. L'intervento è durato 1 ora e mezza senza incisioni chirurgiche e con le dimissioni del paziente dopo 48 ore. Permette un rapido recupero del paziente perché ha meno dolore post-operatorio, post-procedurale e quindi può essere dimesso nell'arco appunto di 24-48 ore massimo. La città della Speranza compie 25 anni e festeggia gli ottimi risultati ottenuti. Una supermaratona, anzi un'ultramaratona benefica da Padova al Vaticano, 530 km, che sono la metafora della maratona che da 25 anni la città della Speranza corre per salvare tutti i bambini malati di tumore. La fondazione, per festeggiare i suoi primi 25 anni di attività e ricerca, ha deciso di correre fino ad arrivare da Papa Francesco, abbracciando idealmente tutti i bambini che soffrono. La fondazione è nata quando praticamente 20 bambini su 100 se la cavavano, oggi siamo oltre 80, ma il traguardo di arrivare al 100 è ancora lontano, quindi però passi ne sono stati fatti tanti e tanti sono stati fatti anche grazie ai risultati che sono ottenuti in questa torre della ricerca, che non ha fatto ricerca così senza risultato, ma ha fatto ricerca che oggi propaga le proprie di fatto risultati in tutto il mondo. La partenza il giorno di Pasqua, il 21 aprile, dalla sede della Torre della Ricerca a Padova, l'arrivo in Vaticano il 24, la staffetta vedrà protagonisti esercito e carabinieri. L'ultimo tratto a Roma sarà percorso dai rappresentanti della Fondazione Città della Speranza e da un bambino guarito di appena 4 anni che poi sarà ricevuto da Papa Francesco insieme ad una ristretta delegazione e a cui consegnerà tutti i biglietti scritti dai piccoli pazienti della Città della Speranza e contenuti nel testimone blu che si passeranno agli staffettisti. Testimonial dell'evento il cantante Red Canzian. Io lo dico sempre, è una forma di sottile egoismo fare qualcosa di buono, perché il primo che sta bene, se poi tu sei tu, hai capito, perché ti senti bene, ti senti a posto, per cui nessun atto di eroismo, è un dovere. L'ultramaratona da Padova al Vaticano è un modo per far conoscere a tutto il paese i grandi risultati portati avanti dalla ricerca della Città della Speranza per combattere le neoplasie infantili e l'importanza del sostegno della gente a questo grande progetto d'amore. Il nostro obiettivo è di andare oltre quelli che sono i 10 milioni di euro di raccolta fondi e oltre. L'ambizione nostra è che ogni bambino riesca a guarire, questo è il motivo fondamentale di questa maratona, che di fatto esplica quello che noi vogliamo, cioè non arrenderci mai e arrivare fino in fondo.
Siamo in chiusura, vi ricordo l'appuntamento con 20:10 in studio Domenico Lo Sappio, che ha appena lasciato il Movimento 5 Stelle, in collegamento da Roma il parlamentare grillino Federico D'Inca. È tutto, la previsione del tempo, grazie per essere stati con noi, buona serata. Ben ritrovati al Meteo. La settimana prosegue in compagnia del sole e anche la giornata di mercoledì 27 marzo non vedrà grandi variazioni rispetto ai giorni scorsi. Nel dettaglio sul Veneto sarà soleggiato su tutti i settori, con cielo poco nuvoloso salvo per qualche foschia mattutina sulle pianure, ma in rapido dissolvimento. Temperature minime tra 1 e 7 gradi, massime in ulteriore lieve calo tra 12 e 14 gradi circa. Poche novità sul Friuli Venezia Giulia, con ampio soleggiamento e con un cielo caratterizzato al massimo dalla presenza di poche nubi a carattere sparso. Temperature minime tra 3 e 7 gradi, massime più fresche tra 12 e 14 gradi circa. Condizioni di bel tempo anche sul Trentino Alto Adige, con ampio soleggiamento ovunque e con cielo poco nuvoloso su tutti i settori. Temperature minime intorno a 1 grado, massime in diminuzione sui 17 gradi circa. Bene, dal Meteo per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.